La recente legge 48/2017, il decreto convertito sulla sicurezza delle città, credo che nell'opinione degli addetti ai lavori sia certamente un passo avanti nella definizione di che cos'è sicurezza urbana, finalmente in un riconoscimento in una norma di rango primario della collaborazione tra le diverse articolazioni della Repubblica, cioè tra Stato, Regioni e città, nei processi di sicurezza, nelle politiche di sicurezza integrata e di sicurezza urbana. Quindi questo è certamente un passo avanti, un riconoscimento doveroso alla collaborazione interistituzionale. L'elemento forse di debolezza in questo impianto è che rispetto a una definizione di sicurezza integrata, a un'ambiziosa definizione di sicurezza urbana, la seconda parte della legge, il capo secondo, è molto concentrato solo sulle sanzioni amministrative pecuniarie e sulle figure cosiddette del DASPO urbano, e rispetto alle premesse e all'ambizione delle politiche di sicurezza urbana aver semplicemente definito le misure sanzionatorie amministrative, o meglio dettagliato queste misure, è probabilmente uno scarto rispetto appunto alle potenzialità delle politiche integrate di sicurezza, che sono molto più ampie del mere misure di DASPO urbano o di sanzione amministrativa pecuniaria. Tuttavia credo che nella definizione successiva, che potrà essere data dalle linee guida, dalle linee generali tra Ministero dell'Interno, Regioni e città, si potranno meglio dettagliare, meglio porre in essere quelle vere e proprie politiche locali integrate di sicurezza che fanno effettivamente prevenzione nelle nostre città.